Siamo in compagnia di Mauro Braidot dell'azienda agricola Montalbano, un'azienda particolare e molto specifica con una sua filosofia molto definita. Chiederei a Mauro di parlarci della sostenibilità nel biologico e nel mondo vitivinicolo. Grazie della domanda, buongiorno. Il biologico è un aspetto per me fondamentale, molto importante, e anche perché non sono partito oggi a fare biologico, ma ho avuto, diciamo, già questa, chiamiamola anche forse illuminazione o pazzia, forse meglio, già nel 1985, quando non c'era nemmeno il regolamento europeo sulla produzione del biologico. E sono partito per alcuni aspetti, soprattutto legati alle persone che lavoravano in azienda, nelle vigne, da mio padre e gli altri collaboratori, e che negli anni 80 eravamo costretti a utilizzare molti prodotti chimici. Negli anni 80 era il boom della chimica, dove ti vendevano tutto quello che era chimico e te lo spacciavano come le cose più belle, sane che potevano essere, e utili soprattutto, chiaramente, per produrre di più uva e più sana. Poi io racconto sempre questo aneddoto quando faccio le visite guidate in cantina. Racconto che io leggevo sulle confezioni degli antiparassitari chimici una frase che mi ha colpito parecchio, dove diceva, al di là del teschio e della croce, nocivo, veleno e tutto quello che era, c'era scritto altamente pericoloso per l'ambiente, e poi sotto c'era scritto usare esclusivamente in agricoltura. Era un controsenso che sinceramente non ho ancora capito e mi ha fatto riflettere su questa cosa. Quindi sì, è vero, ho sposato il biologico soprattutto per le persone che lavoravano, poi piano piano ho costruito un mercato e devo dire che a oggi, che non avrei mai pensato che poi il biologico diventasse quello che è oggi, che è un'esigenza, è diventato importante e quindi continuo a sostenerlo nella piccola aziendina di Savognano del Torre, da dove siamo arrivati da poco, da 7 anni. È stata fatta una scelta, noi siamo partiti a Colloredo di Montalbano, per questo l'azienda si chiama Montalbano, e ci siamo trasferiti a Savognano, ci piaceva il territorio, avevamo l'occasione di prendere una cantina che stava chiudendo e siamo contenti di essere qua. Quindi ben arrivati nel comune di Povoletto, anche se insomma sono 7 anni, ed ovviamente il biologico è una delle soluzioni per il futuro, perché dobbiamo tutelare sia l'ambiente ma anche la salute di tutti noi. Sì, è così, il biologico non è, io dico che non è la soluzione di tutti i problemi, e tante volte qualcuno mi dice: ma che cosa hai fatto in più facendo biologico? E io posso dire anche non lo so che cosa ho fatto in più, però ti posso dire che cosa ho fatto in meno. Ho buttato meno quintali di diserbanti, ho buttato meno quintali di nitrati, ho buttato tanti prodotti chimici in meno. E quindi, ma quintali, 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 che una piccola parte sarebbero andati a protezione delle vigne, ma la gran parte sarebbero stati dilavati nei terreni a inquinare le falde e tutto quello che è, diciamo, la biodiversità. Quindi concordo che il biologico è importante, non è la soluzione dei problemi perché ce ne sono tanti altri, però curare un po' il nostro ambiente per lasciarlo più sano possibile a chi verrà dopo di noi. E qui non posso non fare un accenno a quello che sta succedendo adesso, che non dipende da noi chiaramente, però noi possiamo fare ogni giorno qualcosina per tutelare il territorio dove viviamo. Sicuramente questa è una cosa da prendere ad esempio. Ringraziamo Mauro Braidot dell'azienda Montalbano. Grazie.